Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Cordiale saluto gentili amici, ben ritrovati a questo primo appuntamento live odierno sul nostro sito friulitv.net e chiaramente aggiornamenti di cronaca accaduti in Friuli, Venezia e Giulia nelle ultime ore. Apriamo con un incidente stradale che si è verificato ieri sera, poco prima delle 22:15, lungo la strada regionale Pordenone 1 in località Pissarelle, tra San Vito al Tagliamento e Villotta di Chions. Per cause in corso di accertamento si sono scontrati tra loro un'auto e una moto. Proprio il Centauro ha riportato, come potete vedere anche dalle telefoto, le conseguenze peggiori. Vista le gravità delle ferite, è stato trasferito in elicottero all'ospedale di Udine, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Un altro sinistro della strada, nel frattempo, mentre stiamo proprio andando in onda, ci è arrivata la notizia di un altro sinistro della strada accaduto poco prima delle 8 lungo la ex strada provinciale Osovana al confine tra i comuni di Tavagnacco e Pagnacco in prossimità della curva, subito dopo la bretella e il rettifilo che porta alla tangenziale ovest. Uno scontro frontale tra due mezzi, una persona è stata trasferita in codice rosso al Santa Maria della Misericordia Udine. Al momento l'arteria è bloccata su entrambi i sensi di marcia per permettere le operazioni di rimozione dei mezzi e la pulizia e messa in sicurezza della sede stradale. È deceduto ieri sera all'ospedale di Udine, dove si trova ricoverato causa un incidente domestico, Francesco Simone Zoroddu, 72 anni, di Palazzolo dello Stella. L'uomo stava eseguendo dei lavori all'interno del piccolo appezzamento agricolo con l'ausilio di una moto zappa. All'improvviso è finito con le gambe tra le lame taglienti del mezzo. Seppur celeri i soccorsi, già da subito si era capita la gravità delle ferite riportate. Zoroddu è stato vice sindaco della cittadina della Riviera Friulana. Lascia la moglie, il figlio e 7 fratelli. E rimaniamo praticamente in zona perché una tragedia nel tardo pomeriggio di ieri nelle acque dello Stella a Precenicco, un uomo di 84 anni, Francesco Braida, di Palazzolo dello Stella, è morto per annegamento dopo essere finito in acqua colto da un malore fatale. La vittima si trovava su un natante in compagnia di un amico per una battuta di pesca. L'infarto l'ha colto all'improvviso. Altri pesca sportivi presenti si sono gettati in acqua per salvarlo. Alla fine tutto inutile. Ci trasferiamo adesso ad Aquileia, ne abbiamo data notizia già praticamente in tempo reale ieri sera, perché si sono conclusi nella tarda serata i lavori di spegnimento dell'incendio che ha interessato dal pomeriggio un'area di 20 ettari nel comune di Aquileia, principalmente dedicata alla cultura dei campi e alla riserva di caccia. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco, gli addetti del corpo forestale regionale e alcuni agricoltori che hanno aiutato il personale di soccorso nello spegnimento delle fiamme. Sul luogo anche il sindaco Emanuele Zorino che ha realizzato queste immagini per accertarsi di persona della reale situazione. Indagano i carabinieri della locale stazione. In corso le operazioni di bonifica per evitare ulteriori focolai. E proprio mentre stiamo andando in onda, vi mettiamo la foto della Cavarzerani perché è proprio un'ultimissima, mentre andiamo in onda con questa edizione live, un gruppetto di una decina di immigrati regolari è stato rintracciato pochi minuti fa, per la precisione intorno alle 8:30, lungo la strada regionale 56 a San Giovanni a Natisone, scaricati da qualche passeur in arrivo dalla vicina Slovenia. Sul posto le forze dell'ordine per le operazioni di identificazione e successivo trasferimento all'hub della Cavarzerani di Udine per il triage sanitario e la quarantena obbligatoria. Chiaramente non sappiamo ancora se ci sono minori non accompagnati nel gruppetto, ripetiamo una decina rintracciati pochi minuti fa, le segnalazioni da parte degli automobilisti e comunque degli utenti in transito che hanno immediatamente allertato le forze dell'ordine. Vediamo proprio se abbiamo proprio qualcosa dell'ultima ora prima di chiudere. No, altre notizie non ci sono al momento, per fortuna. Altri aggiornamenti chiaramente nel corso della giornata sul nostro sito www.friulitv.net. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto e buon proseguimento di giornata a tutti.
Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere.